Buongiorno a tutti, Roberto Puddu e vi presento un nuovo immobile. Siamo a Quartu Sant'Elena, in prossimità della strada che porta verso il cimitero di Quartu. Questa casa non è mutuabile, ve lo dico già da subito, ed è disposta su 2 livelli ed ha una conformazione estremamente allungata. Direttamente sul portoncino di ingresso siamo in quello che è l'androne iniziale. Androne iniziale che ha una scala che porta al livello superiore dell'immobile, poi ha un cortile che porta ad altri vani che adesso vi facciamo vedere. Ma la prima cosa che voglio farvi notare, sicuramente è molto utile, un piccolo, ripostiglio a disposizione. Non solo questo chiaramente con la porta, ma anche questi posizionati nel sottoscala. Da questa parte un portoncino ci apre sul cortile che lì in fondo ha altri vani, e da questa parte il primo dei 2 bagni. Bagno al piano terra è un bagno completo, doccia abbastanza ampia, bidet, WC e lavello. Il cortile prosegue, tra l'altro abbiamo una tettoia e poi i 2 balconi del piano superiore. Da questa parte la finestra di una delle 2 camere e qui entriamo in un'altra zona disimpegno dove troviamo le prime 2 camere. La prima è una camera matrimoniale molto ampia, camera matrimoniale estremamente ampia, sentite il rimbombo, è vuota, tra l'altro con dei disegni architettonici sul soffitto che vengono ripresi sia qua nel disimpegno che nella cameretta. Cameretta tra l'altro finestrata sul cortile che abbiamo visto all'inizio, è la cassaforte vuota, ok? A disposizione. Ritorniamo dal cortiletto in prossimità dell'ingresso, perché da qui partono le scale che portano al piano superiore. Le scale sono abbastanza comode, anche la ringhiera, tra l'altro scale finestrate, sempre su strada, piccolo vano contenitore, un vano ripostiglio, e da questa parte la porta che ci conduce al piano superiore che appunto accoglie la cucina, la sala pranzo, un altro vano e soprattutto un piccolo terrazzino al livello, e da questa parte bagnetto essenziale, lavandino e WC. Ok, da questa parte un vano che accoglie una zona lavanderia, un lavello, ok? E qui invece zona living, una zona giorno, la possibilità di posizionare chiaramente la cucina, un camino finestrato chiaramente sul cortile, e da questa parte potrebbe tranquillamente essere il discorso della sala da pranzo. E qui un altro vano gemello, parallelo alla camera matrimoniale che abbiamo sotto, e direttamente di fronte, oggi siamo anche fortunati in questa fantastica giornata di sole, abbiamo un piccolo balconcino che si affaccia sul cortile e che poi ci fa vedere, adesso ci andremo, al terrazzino che si accede esattamente dall'ingresso del piano superiore. Lo vediamo perché è molto interessante, sia per stendere sia per avere uno spazio all'aperto. Ok, e da questo terrazzino vi faccio vedere il balconcino che sta esattamente di fronte, riserva idrica, e questo spazio molto comodo, relax, che si affaccia direttamente su strada. E da questa parte, a poca distanza, abbiamo la zona dei campi di via San Francesco. Ritorniamo nella parte inferiore della casa per ricapitolare. Dunque, le scale, come vi dicevo, ci conducono sotto. E quello che vi abbiamo
presentato, è una casa indipendente, siamo a Quartu, zona che si affaccia in prossimità, che si avvicina al cimitero di Quartu. Siamo nella via San Francesco, una casa su 2 livelli, i vani a disposizione sono 3, più una cucina abitabile, una sala pranzo, un piccolo cortiletto e un terrazzino a disposizione. Questo potrebbe essere il vostro prossimo investimento. Vi ricordo che non è mutuabile, ma le condizioni, soprattutto il prezzo, sono davvero interessanti. Chiamatemi per avere altre informazioni. Roberto Pudo, agente immobiliare, Facebook e YouTube, e ricordate che posso vendere anche la tua.